Hvala lepa, dobrodošli. Drage someščanke in someščani, dobrodošli ob vhodu v pomembno novo vozlišče našega mesta. Tu se že do sedaj križajo različne prometne poti in tu bo odslej še enostavneje dostopati do našega mestnega jedra. Esatto, Karine, sarà non solo più facile entrare in città, ci risparmierà anche qualche minuto, forse anche qualche ora, alla recherche du parking perdu, per rubare una frase a Marcel Proust. Comunque vi daremo più avanti qualche informazione aggiuntiva su questo edificio che almeno a noi pare abbastanza particolare, un po' diverso dal grigiore del solito parcheggio, no? Je vero, Andreja. Nocoj skupaj torej odkrivamo možnosti novega urbanega prostora, parkirna hiša Sonce, poleg nekaj več kot 460 parkirnih mest v 5 etažah, nudi še dodatno možnost nadgradnje v višino in tako projekt uresničuje preobrazbo tega objekta v poslovni ali pa gospodarski objekt. Sì, no, aspetta. Non nekaj več kot 460, 464, 464, lo dico per la precisione perché cioè, tu immagina se fossimo io e te quei 4 disgraziati che cercano i 4 posti macchina mancanti, cioè so che nervoso pazzesco. Comunque prima di iniziare a cercare e a trovare parcheggio bisogna anche inaugurare l'edificio del nostro garage Sole, cosa che faremo fra qualche istante perché prima dobbiamo darvi ancora qualche informazione. Res je, kar praviš, pred dejansko otvoritvijo in preden se odpravimo v notranjost in se sprehodimo vse do drugega nadstropja parkirne hiše Sonce, je nujno povedati, da bo tu prometni režim odslej urejen tako, da sta uvoz in izvoz v objekt urejena po dodatnem zavijalnem pasu na Ankaranski cesti, ki bo omogočal vedno nemoten promet, tudi v primeru gneče tu tik pred vhodom, kaj ne? Visto che la terminologia mi sembra quella dell'esame della patente di guida o di quei quiz che fanno i tuoi colleghi a Lubiana la mattina, no? Con le domande sul traffico, super semplici, ma poi sbagliamo tutti. Allora spiego semplicemente, quindi da adesso in poi per entrare qui o per uscire da lì non girate direttamente da là, ma potete andare qua, lungo questa bella corsia giù, ok, è più chiaro così. Ecco, che è stata fatta. Comunque il primo giro in questo garage insieme a voi lo faremo tutti noi a piedi e non in macchina, come vedete fra un po'. Ma adesso invitiamo gentilmente a raggiungerci per appunto inaugurare il garage il sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bardžan. Un bel applauso. Dober večer, župan. Dober večer, buonasera a tutti. Imamo tako eno vprašanje. Kaj je večje veselje za župana, imeti v rokah škarje in platno ali imeti čim večkrat v rokah škarje in trak? Dobro, jaz se trudim že 4 leta, da bi čim več škarij in platna dal v roke občanom, tako da pomagajo odločati o tem, kaj rabimo v naši skupnosti, tako da definitivno sem bolj vesel, ko režem trak, kar pomeni, da smo zaključili z enim projektom. Sindaco, i garage in genere si assomigliano tutti un po', no? Sono un po' dei bunker di cemento abbastanza grigi. Questo invece, almeno a me, sembra un po' come una terrazza, no? Arioso, sembra che ci sia una ringhiera. È un omaggio che avete pensato a Capodistria, città aperta sull'Adriatico, belle vedute, è una maniera aggiuntiva per aiutare la Bora a pulirci le macchine d'inverno. Beh, qui la Bora praticamente non soffia più, quindi aspettando l'estate la brezza mattutina per rinfrescare un po'. Ok, super poetico, la brezza mattutina, quindi benissimo. Hvala, gospod župan, z vprašanji smo zaključili in predlagam, da od besed preidemo k dejanjem. Čas je za prerez strahu, ampak Andreja nikjer ne vidim škarij. Cioè, come ne faccio? Io pensavo l'avessi tu. Cioè, io in macchina uno di quei coltellini, sapete quei coltellini svizzeri, no? Potremmo provare con quello se il sindaco si arrangia, ma finiamo sui giornali, ci fanno un meme di sta cosa. Samo škarje, kdo ima škarje? Dobro, ne more biti tako, ne? 3 dni do volitev je zadnjo otvoritev danes. Cioè, Karin, non so, tu Marisa, kje so škarje? Ne gledajte nič mene, jaz škarjami res nimam nič. Ne, gledajte, jaz sem bil 4 leta miren in zdaj bom zvolil. Res. Manjka še malo do konca, nejte škarje, makar padejo z neba. Pa smo.
Predlagam, da najprej zaploskamo plezalkama. Z nami sta danes Jana Ravnik in Ana Krstov iz Športnega plezalnega centra Plus. Tu smo pripravljeni, da župan prereže trak, zato k sebi vabimo tudi projektanta. V imenu projektanta je nocoj z nami direktor podjetja Kombinat Blaž Kandus. Lepo vabljeni. Dober večer in dobrodošli. Z nami je tudi v imenu izvajalca del podjetja Makro 5, gospod Igor Hvastja. Lep in prijazen dober večer. In direktor javnega podjetja Marjetica Koper, Davor Briševac, upravljalec objekta. Vabljeni kar za trakom, se postavimo in se pripravimo za Slavnostni trenutek. Eccoci qua. Trenutek, zaradi katerega smo se vsi zbrali. Gospod župan, signor sindaco, le scarje, Forbici se razuje. Hvala lepa. Če lahko izkoristim še priložnost, je zaključek enega mandata, 4-letne obdobje, in imam tukaj 3 od 4 podžupanov in bi rad povabil zraven, če dovolite. Invitiamo i vice sindaci anche a raggiungere. Pa seveda povem, da vsako delo, vsak projekt je na koncu skupinsko delo, kjer pomaga politika, pomaga stroka, pomaga projektanti, izvajalci in na koncu tudi vi, ki pač pomagate pri odprtju tega zadev, tako da še enkrat hvala vsem tistim, ki ste sodelovali, zdaj pa res vrežem trak in motiv. V slogi je moč. Un grosso applauso ancora una volta, un applauso ancora anche per le nostre due imparide scalatrici, meritatissimo Jana Ravnik e Ana Krstov dell'Associazione Sportiva Sport Plezalni Club Plus, che ringrazio per la consegna. Immaginatevi se fossero loro due a consegnarci la posta o i pacchi di Amazon, saremmo tutti in giro per i tetti di Semedella a correrle dietro. Grazie anche al sindaco e ai vice sindaci. Ai vice sindaci. Ovviamente un applauso a tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto per questa apertura. Grazie. Ampak to sploh še niso gosti, je objekt uradno predan svojemu namenu in sedaj sledi že obljubljeni izlet v notranjost, da si vsi skupaj pogledamo te nove prostore in novo pridobitev. Seveda nas usmerja župan in skupaj z njim se povzpnemo do drugega nadstropja in tam nadaljujemo s programom. Un edificio particolare, questo Garage Sole, un edificio che si trasformerà anche in edificio solare, giusto Karen? In un prossimo futuro che diventerà anche grazie alle piante rampicanti qui su queste sbarre in metallo una nuova area verde per Capodestre. Res je, trajnostna zaveza ostaja pomembna zaveza mestne občine Koper tudi v prihodnje in zato povejmo, da na vrhu garažne hiše načrtujejo izgradnjo sončne elektrarne. Zdaj pa vabljeni. Seguiamo tutti il sindaco, ci vediamo al secondo piano dove continuiamo.